streetnewsmagazine.it, siamo qui alla Partita dei Sogni in memoria di Andrea Iovino, qui con me la sindaco di Cimitile, Filomena Valletta, un'occasione che unisce arte e sport in memoria di Andrea per ricordare una grande persona. Sì, è vero, l'unione di due cose, l'arte che è sempre così importante e deve far parte del nostro territorio, della nostra persona, lo sport che è amato da tutti, quindi due elementi importantissimi che si riuniscono per ricordare un ragazzo che se n'è andato troppo presto, ma questo e tutta la partecipazione di oggi significa che continua a vivere nei ricordi di chi l'ha conosciuto. Esatto, una grande persona, una grande partecipazione, soprattutto perché è una giornata all'insegna della solidarietà. Sì, lo spirito di solidarietà dovrebbe sempre ispirare i nostri gesti quotidiani, ancor più adesso che ricordiamo un ragazzo che praticamente purtroppo ha vissuto poco, ma che penso, io non l'ho conosciuto personalmente, ma abbia lasciato uno splendido ricordo, visto che si organizzano questi grandi eventi per lui. Un grandissimo ricordo e ciò che lui avrebbe voluto, proprio la solidarietà. Cogliamo l'occasione per fare un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Ok, un saluto a tutti e buon fine settimana a tutti. Grazie, grazie.